Buonasera, siamo collegati in diretta dagli studi della Tenda TV di Santi Pietro e Paolo per il primo confronto fra i candidati sindaco di Vittorio Veneto. Abbiamo invitato tutti e 5 i candidati questa sera a confrontarsi sulle stesse domande sul futuro della città di Vittorio Veneto. Sarà l'occasione, ancora una volta, per ascoltarli prima dell'appuntamento elettorale del 26 maggio. Sigla! Ben ritrovati! Dopo aver presentato le varie liste candidate alle comunali del 2019, la trasmissione La città che vorrei, come 5 anni fa, ha voluto mettere insieme per un confronto tutti i candidati sindaco e dalla loro viva voce sapremo quelli che sono i progetti per la città. Per la prima volta abbiamo insieme nei nostri studi 4 dei 5 candidati sindaco. Michele Toffoli, Alessandro De Bastiani, Antonio Miatto e Marco Dus. Assente invece questa sera Valerio Petterle, il quinto candidato sindaco, assente per motivi di lavoro. Buonasera e un grazie ai candidati che hanno accettato il nostro invito. Come saprete, 5 candidati sindaco sostenuti da 13 liste si sfideranno domenica 26 maggio e uno di loro sarà il sindaco di Vittorio Veneto, colui che guiderà la città fino al 2024. Li avete già visti, sono stati già anche con noi in passate puntate della città che vorrei. E questa sera li abbiamo fatti sedere in ordine di lista, cioè così come li troverete nella scheda elettorale il prossimo 26 maggio. L'ordine preciso è: primo Valerio Petterle, secondo Michele Toffoli, terzo Alessandro De Bastiani, quarto Antonio Miatto, quinto Marco Dus. Prima di cominciare vogliamo spiegarvi velocemente quelle che sono le regole del gioco di questa sera. Prima regola: saranno poste le stesse domande a tutti i candidati sindaco, ciascuno avrà a disposizione un tempo prestabilito per rispondere che va dal minuto ai 2 minuti, quindi in alcuni casi sarà necessario essere sintetici nella risposta. Tra le domande alcune sono arrivate dai nostri telespettatori via Facebook. La vostra risposta potrà essere interrotta qualora andiate fuori tema o si anticipi un tema che verrà chiesto successivamente. Quarto punto: per favorire un minimo di interazione, ogni candidato ha diritto a 2 repliche di 30 secondi ciascuna. Sono una sorta di jolly che potrà essere giocato quando tutti avranno terminato di rispondere alla domanda in corso. Ovviamente questi 30 secondi non potranno essere accumulati insieme né essere utilizzati per l'ultima domanda, che è l'appello al voto. Sesta, ultima cosa, che è anche la più importante: le domande non sono state concordate con i candidati, quindi tutti i presenti non sono a conoscenza di quelle che sono le domande che saranno poste questa sera. Siete pronti? Allora diamo inizio e per rompere il ghiaccio vogliamo innanzitutto presentarvi dalla loro viva voce quelli che sono i candidati sindaco per Vittorio Veneto. Essendo Petterle assente, partiamo dal candidato Michele Toffoli. Chi sono quindi i nostri candidati sindaco? Tempo di risposta 1 minuto. Michele Toffoli, 58 anni, commerciante e consulente commerciale, è sostenuto dalle liste Forza Vittorio e Vittorio Veneto Città in Movimento. Un passato da consigliere comunale e ora la candidatura a sindaco. Perché ha deciso di mettersi in gioco?
Ma ho pensato di rimettermi in gioco dopo 15 anni, principalmente per l'amore per questa città. Io sono nato a Vittorio Veneto e penso che ci rimarrò fino più tempo possibile. E purtroppo ho notato che nel corso degli anni questa città ha continuato a perdere smalto, a perdere, diciamo, valore e non avere quel ruolo che aveva una volta. In più, da 4 anni ho intrapreso anche un'attività commerciale proprio in centro città e tocco con mano quotidianamente i problemi che abbiamo tutti noi commercianti. Quindi l'amore per questa città mi ha spinto a ritornare in campo, a mettermi in gioco, a presentarmi, ma soprattutto a presentarmi, diciamo, in maniera autonoma, quindi non legato a dei partiti, non perché io abbia nulla contro i partiti, ma semplicemente per far capire alla gente che il nostro unico e primo scopo è il bene della città e nient'altro. Bene, 30 secondi, un'ora, scusate, un minuto perfetto. Passiamo parola e microfono ad Alessandro De Bastiani. 63 anni, editore e tipografo, è il candidato per le liste Rinascita Civica e Partecipare Vittorio. Dopo l'esperienza da consigliere comunale tra le fila del PD, cosa l'ha spinta a candidarsi sindaco alla guida di un movimento civico? Beh, innanzitutto la mia candidatura nasce da una richiesta di cittadini che mi hanno invitato a assumere questo ruolo importante e anche di responsabilità. La mia storia è un percorso quasi naturale, nel senso che io ho iniziato a occuparmi di politica nel 2008, mi sono presentato alle elezioni e sono stato eletto consigliere comunale. Nella tornata successiva, cioè nel 2014, sì, sono stato rieletto consigliere comunale e vabbè, non faccio per vantarmi, però con quello che ho preso il maggior numero di preferenze di tutti i candidati, e quindi adesso, di fronte alla richiesta di cittadini che mi hanno sollecitato a candidarmi, ho accettato l'incarico. Antonio Miatto, 65 anni, veterinario da poco in pensione, rappresenta il centrodestra ed è sostenuto da Lega, Forza Italia, Noi con Miatto, Tony Miatto sindaco e Fratelli d'Italia. Dopo una pausa di 5 anni dalla scena politica vittoriese, ora il suo ritorno in campo. Perché? Sì, ho avuto modo effettivamente di toccare quella che è l'amministrazione di una città, le sue problematiche, sia come consigliere che come assessore. Non era mia intenzione continuare in questo lavoro oneroso dell'amministrare la città. Sono stato invitato a farlo e volentieri a un certo punto ho ceduto alle lusinghe di amici e coloro che mi conoscevano, che appunto mi hanno invitato a farlo, anche soprattutto per il fatto che adesso ho un po' di più tempo rispetto al passato mio, e anche perché ho chiesto e ottenuto la libertà di muovermi come amministratore secondo i miei intendimenti. Intendo fare quello che magari dopo avremo modo di chiarire, secondo una mia visione un po' nuova rispetto alla tradizione della città. Bene, parola e microfono ora a Marco Dus, che è il più giovane tra i candidati sindaco, 35 anni, dipendente della provincia di Belluno, è sostenuto dal Partito Democratico, dalla civica Marco Dus sindaco e dalla civica Vittorio Vive. Lei è stato il primo ad uscire allo scoperto con la candidatura a sindaco. Cosa l'ha spinta a mettersi in gioco? Sì, innanzitutto buonasera. Mi ha spinto a mettermi in gioco la volontà di dare voce ad una serie di valori, non solo legati a questa città, ma che abbracciano dei valori sia nazionali che europei. Mi ha spinto la volontà di dare voce ad una generazione che forse per troppo tempo è rimasta a guardare, e mi ha spinto anche la volontà di voler cambiare e portare energia nuova all'interno di questa città. È una città che sappiamo ha una popolazione
che è molto anziana, che però va naturalmente guidata e ascoltata. Ma non è solo una popolazione anziana, ci sono anche molti giovani che gravitano sulla città e non solo risiedono, e anche questi hanno bisogno di essere ascoltati e accompagnati durante il loro percorso di vita. Quello che vogliamo fare è appunto dare voce un po' a tutte le esigenze che ci trovano in città. Entriamo ora nel vivo del nostro confronto con la prima domanda. Partiamo dal candidato De Bastiani. Le chiediamo 3 priorità per Vittorio Veneto. Tempo 2 minuti. 3 priorità: salvaguardia della salute, ambiente e attrattività della città. Salvaguardia della salute vuol dire tutela innanzitutto della struttura ospedaliera di Vittorio Veneto, che in questo periodo appunto abbiamo avuto modo di constatare è stata messa nuovamente in pericolo con le schede regionali che prevedevano l'abolizione di 4 posti di terapia intensiva. Di fronte alla reazione della città e delle nostre liste, per fortuna è stata fatta una marcia indietro e ci è stato promesso che questi posti saranno salvaguardati. Quindi primo punto salute, e salute vuol dire anche salute ambientale. Sappiamo, abbiamo il grave problema dell'agricoltura intensiva che sta aggredendo la città. Secondo punto, ambiente, tutela dell'ambiente e del paesaggio. Vittorio Veneto vive di paesaggio, è una delle sue prerogative più importanti e va tutelato e salvaguardato. Terza priorità, viabilità per ecco, la diretta fa brutti scherzi, sì. Affrontare i nodi della viabilità, che dopo probabilmente avremo modo di parlarne assieme. Stessa domanda al candidato sindaco Antonio Miatto, 3 priorità per Vittorio Veneto. A un certo punto sembra che tutto sia priorità, bisogna anche decidere quali sono effettivamente le cose che ci stanno più a cuore e da implementare immediatamente in città. Secondo me la voce principale è riportare la serenità in città, chiudere i contenziosi che si trascinano da troppo tempo, chiudere con i problemi ambientali che gravano sulla città già noti da troppo tempo, controllare le altre voci che incidono sulla salubrità e sulla sicurezza ambientale, anche incidendo su quello che è l'agricoltura, che oggi un po' sta gravando un po' troppo sul nostro ambiente, e riconnettere la città con la propria amministrazione. Vediamo che è sempre più difficile amministrare, sono sempre minori le energie a disposizione della macchina comunale, vediamo che i cittadini entrano in municipio e non tornano fuori contenti per le lungaggini, per le non risposte, perché effettivamente è difficile darle, non c'è niente da dire, bisogna rimettere in moto e ottimizzare la macchina in modo tale che quando un cittadino ha un problema possa entrare in municipio e tornare fuori senza il suo problema, o comunque con un problema più piccolo di quello che aveva quando è entrato. Portare la serenità in città, questa è la cosa principale. Dopodiché ogni capitolo della vita cittadina, della vita amministrativa verrà analizzato e con ottiche nuove e metodiche nuove riapprocciato in modo da dare quelle soluzioni che a tutt'oggi non sono mai arrivate belle, nette e utili alla rivitalizzazione della città. Passiamo parola e microfono a Marco Dus, anche per lei 3 priorità per Vittorio Veneto. Sì, 3 priorità potrebbero essere sicuramente una potrebbe essere quella legata alla cura e alla manutenzione delle piccole cose. Come piccole cose intendo la cura e la manutenzione del decoro urbano.
che ha bisogno di grandi capitale, di investimento e che però si fatica molto a mantenere. Abbiamo una città molto vasta, diffusa su diversi quartieri, sviluppata in lungo e quindi ha bisogno veramente di una manutenzione costante. Una delle operazioni che andrà sicuramente messa in atto è quella di ricucire i diversi quartieri per farli sentire tutti parte di una stessa città. Troppo spesso i quartieri si sentono isolati o come se fossero dei corpi a sé stanti. Ad esempio anche la zona industriale è un quartiere che vive come se fosse un corpo estraneo alla città stessa. Un'altra delle priorità è sicuramente quella legata alle giovani coppie che in città faticano ad arrivare e faticano ad insediarsi perché ad esempio trovano dei prezzi legati agli immobili troppo cari, nonostante ci siano dei servizi legati sia ai bambini che alle strutture sportive di altissimo livello. Un'altra priorità è sicuramente quella legata all'ambiente, ambiente inteso anche come cura e manutenzione degli spazi ambientali. Penso ad esempio a tutti i fantastici sentieri che circondano la nostra città e che hanno bisogno anche questi di essere curati e manutentati. E in ultimo la questione legata alle ex aree industriali dismesse, che è uno dei tanti capitoli aperti, come si è detto prima, che deve essere affrontato e che dovrà essere affrontato da chiunque si troverà a governare fra pochi mesi. Stessa domanda anche per lei, Michele Toffoli. Ma io dico essenzialmente una cosa, le priorità sono tante, giustamente poi ognuno in base alla sua capacità e la sua concezione politica le metterà in fila. La priorità per me principale è una sola: dobbiamo tornare a far sognare la città di Vittorio Veneto. I cittadini devono essere orgogliosi di essere cittadini vittoriesi. Dai sogni nascono le idee, dalle idee nascono i progetti, con i progetti si realizzano le cose. Questa è la filiera per conto mio vincente. Io ho sentito tutti i miei colleghi dire delle cose che mi chiedo perché non le hanno fatte quando amministravano a un certo punto. Allora questo noi dobbiamo fare. L'orgoglio vittoriese nasce ripopolando la città, quindi bisogna proporre ovviamente le condizioni perché soprattutto i giovani non è che arrivino, rimangano, perché intanto dobbiamo pensare di farli rimanere i giovani, quelli che già ci sono, e poi provvederemo a far arrivare gli altri. E dopo una cosa principale per conto mio sono le attività economiche, signori miei. Ricordiamoci che una città che muore, una città che diventa un dormitorio non è più una città. Dobbiamo mantenere la gente a Vittorio Veneto, dobbiamo mettere in atto tutte quelle disposizioni, e questo è compito di un'amministrazione che sia, diciamo, illuminata affinché la burocrazia venga ridotta al minimo, perché ricordatevi che la burocrazia si autoalimenta. Noi abbiamo proposto lo sportello del cittadino, in maniera tale che un cittadino sia cittadino e non suddito. Attenzione, il comune è al servizio del cittadino e non il cittadino suddito verso il comune. Questa è la riorganizzazione quindi del comune è importantissima, ma credetemi, dobbiamo tornare a sognare, ad avere dei progetti e a sperare e avere dei progetti che siano importanti per la città. Tutto il resto ovviamente è di conseguenza: l'arredo urbano, l'ambiente e tutte le altre cose che ho sentito citare, che non si può non essere d'accordo. Però il sogno, i progetti e le idee. Ci sono per caso repliche o andiamo avanti? Allora, domanda numero 2. Grandi opere, traforo di Santa Augusta. I lavori di costruzione della variante alla strada statale 51 d'Alemagna sono ormai agli sgoccioli e nei prossimi mesi sarà infatti percorribile il primo stralcio del traforo di Santa Augusta dalla Sega fino a via Carso. Questo vorrà dire che le auto potranno bypassare il centro storico di Serravalle. Che cosa pensate di quest'opera? E una volta aperto il traforo, quali soluzioni adottare per far sì che Serravalle non subisca un contraccolpo? Tempo per la risposta 1 minuto e mezzo. Partiamo da Miatto. Finalmente è stato fatto questo traforo, da molti decenni se ne parlava, è andato fatto praticamente, ormai siamo agli sgoccioli. È un'opportunità chiaramente per Serravalle, nel senso che verrà salvaguardata di più. È un rischio per Serravalle perché parte del traffico che prima obbligatoriamente passava per la città ora la salterà.
non è che si abbia paura che succeda quello che è successo per la Valle Alpesina, dove l'autostrada l'ha fatta morire, però una quota parte di questo rischio c'è anche per Serravalle. Forse noi abbiamo perso troppo tempo a combattere fra di noi in base alle varie fazioni politiche, troppo spesso, piuttosto che dal convincimento, per trovare le soluzioni sulle uscite da una parte e dall'altra. Secondo me qualsiasi uscita, che sia via Virgilio, via del Carso, è indifferente, è un flusso di traffico che prima passava per la città e continuerà a passare la città, e finché l'opera non sarà interamente compiuta quel problema continuerà ad esserci. Dobbiamo partire, anche se un po' in ritardo, a valorizzare e a rendere più attrattiva Serravalle, in modo tale che non abbia a soffrirne da questo depauperamento di flusso di traffico. In sé l'opera ce l'aspettavamo, la statale 51 va completandosi, l'ultimo tratto era il nostro e ci siamo arrivati. Marco Dus? Sì, il traforo ha rappresentato sicuramente uno dei punti di dibattito degli ultimi 10 anni, quantomeno, anche se è un dibattito che parte da molti anni prima. Credo che si sia trovata una soluzione in quest'ultima amministrazione che risponda a diverse esigenze. A me piace ricordare il fatto che sia stata programmata anche già la progettazione per il secondo stralcio, quindi avere una visione che non si limiti a considerare questa entrata-uscita su via del Carso come una soluzione finale, ma che sia solo una delle prime, il primo stralcio di un percorso più lungo. Chiaramente il traforo rappresenta una sfida che si troverà a dover gestire la prossima amministrazione, e la sfida, come si è detto, riguarda Serravalle e naturalmente riguarda poi il traffico che su Serravalle verrà a mancare. Credo che pedonalizzare Serravalle tutti i giorni sarebbe quantomeno un azzardo nella fase iniziale. Probabilmente si potrà iniziare a fare un ragionamento di una pedonalizzazione legata magari ai weekend, come è stato fatto in altre città dove ad esempio si è cercato di salvaguardare i centri storici solo in determinate fasce di orario o in determinati giorni. Michele Toffoli, tocca a lei. Sì, come ho già avuto modo di dire, finiamo le opere con molto ritardo e per volerle finire le finiamo diciamo a metà. Abbiamo parlato tutti di salvaguardia dell'ambiente e vi faccio solo immaginare che cosa succederà quando usciranno da via del Carso, questo traforo, praticamente in faccia a una scuola con un cimitero da un'altra parte e in una strada che fino adesso praticamente è una strada, diciamo così, di passaggio, ma è una strada normale. Quindi per conto mio mi permetto di dire che per il momento ancora non è stato aperto, perché sarebbe stato un boomerang probabilmente per chi lo avrebbe inaugurato in questo momento qua, e quindi si è preferito lasciare la palla alla prossima amministrazione, che dovrà in qualche modo cercare di contenere i danni, per conto mio, sia di rumore, sia ecologici e anche di traffico, perché non dimentichiamoci che esce su una strada che poi ha un altro sbocco molto pericoloso, la curva lì praticamente di via Vittorio Emanuele, se non sbaglio. Ripeto, abbiamo fatto un'opera che 20 anni fa senz'altro era utile, l'abbiamo voluta fare adesso, senza però aver programmato tutto il resto. Quindi io non sono contrario al traforo di sé per se stesso, sono contrario alla maniera in cui si va a operare. Ecco perché bisogna cambiare, per conto mio, il modo di fare politica. La programmazione è importante. Poi su Serravalle avremo modo di parlarne. Io sono contrario alla pedonalizzazione di Serravalle. Stessa domanda anche per lei, Alessandro De Bastiani. Sì, il traforo è quello che io chiamo la seconda circonvallazione di Vittorio Veneto. Noi abbiamo sempre sostenuto che la circonvallazione già esiste da 30 anni ed è costituita dall'autostrada A27 che bypassa la città ormai appunto da qualche decennio. Abbiamo sempre proposto la liberalizzazione di quel tratto di autostrada, la politica non ha voluto farlo. Ci è stato detto che non era possibile, che l'autostrada era di proprietà privata, che non sarebbe mai stato concesso. Recentemente, non più di un anno fa, questa stessa proposta è stata lanciata
dall'ex sindaco di Treviso Manildo e ha raccolto il consenso di gran parte dei sindaci dei comuni che si affacciano su quel tratto di strada. Quindi non è vero che non si poteva liberalizzare l'autostrada, si è voluto fare quest'opera devastante, metà opera di quella che dovrebbe essere e che adesso andrà a creare dei problemi in un'altra zona della città. Per quanto riguarda Serravalle, anch'io sono convinto che non si possa pedonalizzare e quindi penso che alla fin fine non cambierà più di tanto, il traforo non cambierà più di tanto le sorti del centro storico. Bene, terza domanda, passiamo al tema della cultura e del turismo dopo il centenario. Il 2018 è stato un anno importante per Vittorio Veneto, tante sono state le manifestazioni che hanno ricordato la fine della Grande Guerra 100 anni dopo. Ora però siamo nel 2019 e la città dovrà fare leva nei prossimi anni su altre potenzialità per essere vivace e attrattiva culturalmente e anche turisticamente. Quale sarà la vostra ricetta? Tempo per la risposta, 1 minuto e mezzo. Partiamo ora dal candidato Marco Dus. Sì, il 2018 è sicuramente stato un anno atipico, nel senso che è stato un anno straordinario per la nostra città che ha visto un afflusso di visitatori e di turisti enorme. È stato un anno di successo e che sarà comunque difficile da replicare sicuramente come numeri nei prossimi anni. Anche questa è una sfida importante che dobbiamo cogliere, sapendo anche che ad esempio che le strutture ricettive in città sono calate. Ad esempio, se adesso arrivasse una corriera di 54 persone che deve soggiornare in un unico hotel, non c'è lo spazio a Vittorio Veneto, e questo è un problema sicuramente. Io credo che le amministrazioni possano intervenire per quanto riguarda l'aspetto turistico sviluppandolo in maniera indiretta. Faccio un esempio, noi abbiamo fatto un investimento importante negli ultimi anni e mi riferisco alla pista d'atletica dove sono stati investiti 700.000 euro e proprio lo scorso weekend si sono svolte delle gare di livello regionale che hanno portato centinaia di atleti in città, creando quindi uno sviluppo sia turistico che importante per le attività commerciali e locali. Credo che questo sia un esempio virtuoso di come si possano sviluppare appunto dei meccanismi virtuosi per la città. Michele Toffoli, anche per lei la stessa domanda. Sì, è indubbio che l'anno scorso è stato un anno veramente, memorabile per Vittorio Veneto. Il centenario, mi ricordo che 15 anni fa, quando siedevo in Consiglio Comunale, ne parlavamo già. Devo dire che forse abbiamo perso un'occasione. Abbiamo perso un'occasione nel senso che, per carità, è andato tutto bene, fortunatamente, però diciamo che a livello di indotto per la città non ha portato più di tanto. Questo lo dicono i commercianti, lo dicono chi c'era lì. Ecco, la colpa non so di chi sia, non la voglio dare a nessuno. Quello che io voglio dire è che per sviluppare il turismo deve essere sviluppato, per conto mio, in collaborazione assieme a tutti i soggetti che sono interessati. E per soggetti intendo tutte le associazioni, compresi commercianti, compresi artigiani, compresi tutte le associazioni di volontariato, in maniera tale da creare un'unica filiera che porti praticamente ad avere dei benefici in città. Lo spot che noi abbiamo avuto l'anno scorso è senz'altro fenomenale, io ho continuato a dirlo, abbiamo avuto 12 mesi di spot gratuito per la città. Spero tantissimo che tutte le persone che sono venute e hanno sfilato e sono scappate via immediatamente ritornino veramente per vedere la città, perché purtroppo questo è successo. Sono arrivati, hanno invaso la città, ma esattamente 5 minuti dopo che era finita la sfilata se ne erano andati. Ecco, poi avrò un motivo, visto che il tempo sta finendo, di spiegare anche per come si deve fare. Alessandro De Bastiani, qual è per voi invece la ricetta per turismo e cultura? Turismo e cultura sicuramente sono due cose che viaggiano assieme. Va precisato che il turismo è la prima azienda di fatturato in Italia.
Quindi è il settore che più procura lavoro e benefici al nostro paese. Vittorio Veneto ha delle chance incredibili e io credo che la città debba veramente investire su questo settore. Noi la voce turismo l'abbiamo sempre trovata, la troviamo sempre su tutti i programmi di tutti i partiti, di tutte le amministrazioni, ma dopo secondo me in realtà non ci si è mai creduto fino in fondo. Mi piacerebbe che i prossimi 5 anni l'obiettivo turismo fosse il primario e quello da perseguire, da portare avanti. Secondo me ci sono risorse e noi abbiamo potenzialità da sfruttare che possono dare la svolta a questa città. E infine Antonio Miatto, il suo punto di vista? Anch'io concordo che il turismo deve essere sviluppato in città. Abbiamo sempre pensato di noi di essere città turistica, i numeri non l'hanno mai detto, al di là magari del secolo di distanza dall'evento bellico. Però se andiamo a vedere quelli che sono i numeri effettivi di pernotti in città, troviamo che grosso modo non si sono mai discostati rispetto ai 40.000. Di questi 40.000 una parte importante sono dovuti al lavoro, alla zona industriale, allo spostamento di tecnici e quindi i numeri effettivamente legati al turismo sono molto più bassi di quello che sembra. Secondo me abbiamo sempre sbagliato nel ritenere le bellezze artistiche nostre, la nostra storia, come elemento di traino per i turisti. Non sono mai stati sufficienti per far numeri. Io credo che bisogna cambiare il tema forte. Il tema forte nostro dovrà essere l'ambiente, dovrà essere il cicloturismo, dovrà essere quello che in altri comuni vicini a noi è già stato ampiamente dimostrato essere il tema forte. Noi abbiamo in più degli altri la capacità attrattiva delle nostre bellezze artistiche che si dovranno sommarsi, essere un condimento sontuoso di un tema forte che non è quello culturale ma quello ambientale e sportivo. Bene, passiamo alla quarta domanda sul tema ambiente e salute. Vigneti, uso di pesticidi, inquinamento del territorio e salute dei cittadini. Anche Vittorio Veneto in questi anni ha visto palesarsi queste problematiche, dall'impianto di nuovi vigneti vicino ad aree sensibili ad aree private che necessitano di essere bonificate. Quali sono le vostre idee per tutelare salute pubblica e ambiente? Tempo 1 minuto. Partiamo ora da Michele Toffoli. Beh, la salute è la cosa primaria che io penso un amministratore debba avere a cuore per la propria popolazione. Il Prosecco in questo momento qui è l'imputato maggiore. Ma io mi chiedo come mai ci siamo svegliati solo adesso. Io mi ricordo qualche anno fa gli elicotteri che sorvolavano Valdobbiadene e poi sorvolavano anche le nostre, eppure lì andava tutto bene e non venivano fuori le mamme antipesticidi. Ben vengano queste lotte. Compito di un'amministrazione è quella ovviamente di far applicare la legge, cioè non può fare nient'altro di più, può creare degli incontri, può sollecitare la coscienza, può andare in collaborazione con le scuole, bisogna partire naturalmente dai bambini e perché questa coscienza ecologica possa andare avanti. Volevo solo ricordare che noi in lista abbiamo la Presidente del Consorzio Bio, quindi ci teniamo tantissimo a questo. Alessandro De Bastiani. Io non condivido l'affermazione che un comune o un'amministrazione non possa fare niente per questo problema. Innanzitutto va ricordato che Vittorio Veneto è ancora sprovvisto di un PAT che giace inevaso da almeno 15-20 anni e il PAT può stabilire regole ferree e regole precise per la tutela dell'ambiente e soprattutto per la tutela dei luoghi sensibili. Per cui io penso che sarà la prima cosa da affrontare dalla prossima amministrazione
e vanno sostenute quelle associazioni che si battono contro l'inquinamento e contro appunto il pericolo di pesticidi che ormai sono arrivati sotto le finestre dei cittadini. Antonio Miatto? Ritengo anch'io questo tema degli inquinamenti vari molto importante, assolutamente da affrontare con forza. Relativamente alla questione dei vigneti che oggi preoccupa molto i cittadini, effettivamente ci ritroviamo ad avere vigneti troppo vicini all'abitato. Non è che il Prosecco richieda trattamenti maggiori di altri vitigni, in tutta la fascia climatica che va dal Piemonte al Friuli, a questa latitudine nostra, grosso modo i trattamenti sono gli stessi, è che qua, avendo noi una struttura urbana abbastanza diffusa, spesso si arriva al rischio, no? Di avere questi impianti troppo vicini. Sono stato uno degli estensori del regolamento di polizia rurale, stralcio, fitofarmaci. Abbiamo fatto molta fatica a fare un unico documento in 16 comuni. Già allora avevamo evidenziato la presenza delle zone particolarmente a rischio. Si trattava di trattarle prima, perché quello era una parte libera da trattare per ogni comune. Microfono a Marco Dus. Sì, mi fa molto piacere sentire che ora gli altri candidati sindaci abbraccino a larga aperte questo tema. Ci siamo sentiti un po' lasciati soli negli ultimi mesi, quando fondamentalmente è scoppiato il caso di San Giacomo legato al nuovo impianto di vigneto vicino alla scuola, e per cui mi fa, ripeto, molto piacere questa loro vicinanza. Per quanto riguarda il regolamento di polizia rurale citato dal candidato Miatto, faccio solo presente che poi su il regolamento siamo dovuti intervenire imponendo delle nuove modifiche proposte direttamente da me, proprio per tutelare maggiormente i cittadini. Detto questo, però, credo che non sia neppure da criminalizzare una categoria importante, perché ci sono sia coltivatori che sul nostro territorio lavorano bene e male, ma ci sono anche quelli che lavorano bene. Vanno tutelati gli uni e salvaguardate la salute di tutti. Qualcuno vuole giocarsi una replica o andiamo avanti? La gioco io. Sì, allora parola a Alessandro De Bastiani e come detto all'inizio la replica è di 30 secondi. Sì, solo per ricordare che gran parte dei candidati che sono nelle nostre liste sono quelli che negli anni si sono battuti contro la cementificazione del Brolo di San Giacomo, che si sono battuti contro la privatizzazione e la vendita del Parco Papadopoli, e che si stanno battendo ora partecipando appunto alle manifestazioni e ai comitati contro i fitofarmaci e i pesticidi. Quindi mi sembra che sia stata rivolta un'accusa ingiusta. Passiamo ora al tema del commercio, quinta domanda. Il centenario è stata un'occasione ghiotta per le attività ricettive e per i pubblici esercizi della città, mentre per il commercio la situazione è sempre più critica. Chiudono i negozi di vicinato, mentre si moltiplicano i supermercati e i centri commerciali. E le vetrine buie anche in centro città, luogo che storicamente è sempre stato quello più appetibile per il commercio, rimangono buie. Le associazioni di categoria negli ultimi anni hanno lanciato vari appelli anche alla politica. Cosa poter fare per rivitalizzare il commercio vittoriese se sarete eletti sindaco? Tempo per la risposta, 1 minuto. Partiamo da Alessandro De Bastiani. Non è una domanda facile, vanno sicuramente poste in campo le possibilità che ha un'amministrazione di arginare il proliferare di centri commerciali. Sono i centri commerciali che hanno distrutto il commercio di vicinato e che appunto mettono in crisi una struttura, una categoria che oltre a fare il suo mestiere porta un valore aggiunto alla città. Cos'altro può fare? Possiamo incentivare, cercare incentivazioni per
per lo sviluppo appunto del commercio. Mi viene in mente che per esempio un quarto del condominio del Quadrilatero è composto di negozi di proprietà del comune che però sono con le vetrine oscurate e sono dedicati ad altre attività che non sono commerciali. Ecco, secondo me la prima cosa da fare sarebbe riportare i negozi in quei luoghi. Antonio Miatto, Sì, un minuto. Questo è un problema, l'abbiamo visto molti decenni fa negli Stati Uniti, poi anche in Europa, soprattutto in Francia, questi centri commerciali che depauperano i centri cittadini delle attività di vicinato. È difficile controbattere a questa espressione commerciale che si sta appropriando un pochettino del commercio. Non una sola azione può essere sufficiente per rimediare. Noi abbiamo in mente alcune azioni che messe assieme probabilmente aiuteranno il commercio di vicinato. Esattamente la rivisitazione della viabilità e soprattutto la sperimentazione del centro commerciale naturale. È una metodica pianificata da studi sociologici fatti dalle università, da diverse università, e abbiamo intenzione di provare anche noi questa metodica che in tante città del nord Europa ha dato dei interessanti risultati. Marco Dus? Sì, io credo che ormai stiamo andando anche oltre i centri commerciali, nel senso che stiamo già vedendo la crisi dei centri commerciali, perché sia i miei coetanei ma anche quelli molto più giovani di me, ma in generale la parte della popolazione compra online, per cui si sta superando anche la questione proprio fisica del commercio e quindi questo qui è un tema che ovviamente è di larghissima scala. Credo che una soluzione però per salvaguardare le realtà che abbiamo, le realtà cittadine e commerciali, sia quella legata a quello che dicevo prima, ad un decoro della città. Fare degli interventi legati appunto a un decoro, tenere la città pulita, in ordine, facilmente accessibile, credo che possa invogliare i cittadini ad aprire nuove attività e a rivolgersi alle attività locali. Michele Toffoli, lei che è anche commerciante, cosa dice? Ma poche parole e subito fatti. Se io avrò l'onore di fare il sindaco, la prima cosa che farò innanzitutto sarà di costituire una task force composta dalla pubblica amministrazione, dal Confcommercio, dall'Ascom, e il primo tema immediatamente da affrontare è il caro affitti. Basta parole, bisogna sedersi tutti attorno a un tavolo e cercare di far capire anche ai proprietari che l'affitto di un negozio non è più come una volta una rendita che ti fa vivere per sempre. È meglio avere un po' meno d'affitto ma averlo regolarmente ogni mese, e soprattutto è meglio che si possano, specialmente i giovani, possano accedere ad aprire nuove attività. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, attrattività della città. Ci vogliono idee e ci vogliono manifestazioni che attraggano gente in città. I numeri parlano da soli, se c'è gente c'è la possibilità che entrino anche in negozio. Se la città è deserta, ovviamente noi possiamo fare qualsiasi cosa, la gente non entra. Ci abbiamo provato quest'anno con il Natale, mi gioco il jolly. Ok. Scusate, ma questo è un tema che io sento. Sì. Allora, 30 secondi ancora per Michele Toffoli. Questo è un argomento che io sento tantissimo, un po' perché è da 30 anni che io vivo nel commercio, ovviamente, un po' perché c'è un negozio. Stavo dicendo, ci abbiamo provato tutti insieme con il Natale quest'anno. Abbiamo avuto un ottimo risultato, abbiamo visto che la città risponde, che la città ha voglia di vivere, ha voglia di uscire. Siamo riusciti a fare un capodanno spendendo praticamente nulla rispetto agli altri comuni limitrofi, e abbiamo avuto donne, bambini, anziani, giovani, abbiamo avuto di tutto. Questa è la ricetta, per conto mio, da attuare immediatamente. Altri che vogliono replicare o aggiungere? Allora andiamo avanti e ora diamo voce ad alcune domande che sono arrivate dai cittadini. Nei giorni scorsi infatti abbiamo chiesto ai nostri telespettatori di scriverci via Facebook le loro domande ai candidati sindaco. In tanti ci avete risposto e vi ringraziamo. Abbiamo per questioni di tempo selezionato solo alcune delle domande che sono arrivate ed escluso
ovviamente quelle poste da candidati delle liste. Allora, sesta domanda, parliamo di sport e di Vittorio Veneto. La domanda arriva da Eros. Scrive: Sport Vittorio Veneto, quali sono i progetti per rilanciare questo importante aspetto e rendere la nostra città appetibile per eventi sportivi che possano richiamare gente, creando indotto anche per l'offerta ricettiva e ristorativa della città? Tempo per la risposta, 1 minuto. Partiamo da Miatto. Proprio lunedì ho avuto modo di incontrare le associazioni vittoriesi legate allo sport. Vittorio Veneto è una città morta, dice qualcuno. A Vittorio Veneto ci sono quasi 200 associazioni varie, di cui una 60 dedicate allo sport. Ho visto che c'è moltissima vitalità, moltissima voglia di fare e moltissime lamentele legate proprio al fatto che queste associazioni devono operare praticamente da sole, quasi abbandonate, senza risposte, per cui per una associazione diventa anche difficile usufruire di una palestra perché è costretta a cambiare da sola le lampadine quando si bruciano, lampadine da 200 euro l'una. Carenze di strutturazione dei servizi, docce, spogliatoi, impianti vecchi, impianti che vanno rimodernati, quindi maggiore attenzione, ecco, diciamo, chiudo così. Marco Dus? Sicuramente prioritario sarà la realizzazione del nuovo campo da rugby, che è una dei progetti a cui tengo particolarmente, che sorgerà nell'area del Victoria Campus, un'area che è stata da poco acquisita tramite un accordo con un privato dal comune. Credo che sia un'ottima cosa per la città, perché è un nuovo spazio che viene rigenerato e che soprattutto che potrà mettere in moto tutta una serie di servizi non solamente legati allo sport, ma come dicevo prima che poi avranno un indotto su tutta la città. Ma non solo, sarà da fare un investimento legato a quello che sono le piscine comunali. Anche in questo caso i progetti ci sono, anche una parte dei finanziamenti è stata proprio da me trovata grazie a una collaborazione con il CONI, quindi credo ci siano questioni legate sia a attività agonistiche ma anche a attività dilettantistiche. Michele Toffoli? Ma innanzitutto noi dobbiamo partire da quella che è la peculiarità di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto è una città sportiva, perché non dimentichiamo che ha dato praticamente i natali alla ex Sisley, che poi purtroppo è migrata come al solito, perché noi a Vittorio Veneto siamo bravi a far nascere le cose e poi le facciamo scappare. Abbiamo un sacco di ciclisti, abbiamo delle colline che sono stupende, quindi bisogna partire da quello. Abbiamo una pista di atletica che finalmente è stata omologata, quindi bisognerà anche lì spingere per quanto riguarda le manifestazioni di atletica. Dovremmo dare poi voce ad altri sport anche minori. Parlo del golf, ad esempio. Abbiamo un centro bellissimo in centro città e abbiamo a mezz'ora di strada in Cansiglio un altro campo che è uno dei più bei campi di montagna. Il ciclismo torno perché è uno dei miei sport preferiti. Abbiamo dei sentieri per la mountain bike. Dovremmo creare per conto mio un percorso d'allenamento per la mountain bike. Abbiamo una grandissima associazione di mountain Andiamo bike verso la chiusura. sì, che purtroppo non ha mai potuto operare a Vittorio Veneto. Alessandro De Bastiani? Qui allora leggo testualmente dal nostro programma. Riteniamo necessaria l'istituzione della Consulta dello Sport, quale organismo rappresentativo di tutte le società operanti nel territorio comunale. Tale realtà avrà la funzione di raccogliere le istanze provenienti dalle associazioni e portarle a confronto con l'assessorato allo sport, al fine di una coordinata programmazione delle attività sportive, degli interventi da farsi sulle strutture sportive pubbliche esistenti, tenendo anche conto della presenza di strutture private e favorendo specifici accordi per la gestione delle strutture sia in modo permanente che temporaneo. Io vorrei giocarmi il gioco. Sì?
Allora, 30 secondi per Marco Dus. Sì, volevo aggiungere ancora 2 questioni legate allo sport, nel senso che Vittorio Veneto ha delle eccellenze anche soprattutto nel campo femminile, e credo che sia un valore che la nostra città è giusto che tuteli e continui a valorizzare, visto che ha raggiunto degli obiettivi di livello nazionale. Ma non solo, ci sono tutta una questione legata al mondo delle corse su strada, ma anche sui sentieri, un mondo al quale sono molto affezionato e che spero di poter implementare in futuro. Passiamo ora al tema dei borghi senza acqua. La domanda, la 7ª, ci arriva da Marilisa. Vorrei chiedere ai candidati, scrive, se qualcuno ha preso in considerazione il problema di portare l'acqua potabile nei borghi di collina, così legati anche storicamente al nostro territorio e che tante famiglie non hanno ancora abbandonato. Tempo di risposta 1 minuto. Partiamo da Dus. Sì, questo è un problema che avevo sollevato quando c'era stato il presidente della Sinistra Piave in Consiglio Comunale. È un problema che interessa soprattutto le aree più periferiche della nostra città e che anche qui ci trasciniamo da tempo. Mancano proprio dei collegamenti, è una cosa che è veramente gravosa, mancano dei collegamenti fisici per portare l'acqua a queste famiglie, e credo che sia una questione di civiltà, e spero che la Sinistra Piave su questo intervenga. Michele Toffoli? Ma io non vorrei prendere in giro queste persone, perché a ogni tornata elettorale viene fuori questo problema, e ad ogni tornata elettorale i vari candidati rispondono che ovviamente l'acqua verrà portata, è una questione che bisogna darla. Quindi io in questo momento qua dico che ovviamente bisognerà anche valutare costi e benefici. È ovvio che se vogliamo parlare di valorizzare le nostre colline, se vogliamo parlare di turismo, di agriturismo, è ovvio che dobbiamo portare anche i servizi. Quindi se vogliamo che per l'ennesima volta la collina non venga disabitata, non venga lasciata, diciamo, da sola, non venga lasciata deserta, l'erba venga tagliata, si tengano bene le cose, è ovvio che bisogna portare anche il bene principale, che è l'acqua. Ecco, quindi io non mi sento in questo momento di dire sì, io vi porterò l'acqua, però è ovvio che è un problema che va risolto, e chiederei a tutti gli altri colleghi eventualmente di prendersi veramente questo impegno, che non ci troviamo poi fra 5 anni con la stessa domanda. Alessandro De Bastiani? Beh, è veramente imbarazzante che nel 2020 esistano dei borghi che non sono forniti d'acqua, proprio tra l'altro vicini alla fonte di maggior rifornimento d'acqua di mezzo Veneto. Secondo me andava fatta una condizione sine qua non quando è stato fatto il progetto e messo in opera il traforo, dove sappiamo viene posta una condotta importante per il fornimento d'acqua per appunto i territori a sud. In quell'occasione là doveva essere imposto l'obbligo di rifornire, di fare questa opera che stanno aspettando da sempre. Infine Antonio Miatto? Sì, la storia è vecchissima, ben nota, è chiaro che bisogna intervenire, come dice Michele, l'amico Michele. È una vergogna che ogni volta, ogni 5 anni, le amministrazioni si impegnino a farlo e poi magari il lavoro non viene fatto. Sta di fatto però che non è l'amministrazione comunale direttamente che interviene, ma la Sinistra Piave dovrebbe programmare anche queste cose. La Sinistra Piave dice che ha anche comuni interi privi di acquedotto, come Carbonera per esempio, se la cava sempre, però d'altro canto noi vantiamo anche un qualche diritto in più degli altri, visto che tutta l'acqua buona che rifornisce il sistema acquedottistico di oltre 100 comuni, un qualche piccolo diritto dovrebbe anche darcelo. E quindi è chiaro, premeremo per ottenere questa cosa qua. Da notare che non ci sono soltanto i borghi in quota senza, anche la piazza di Santa Giustina ha delle tubature così ridotte per cui le famiglie sono senza acqua, anche là quasi. Siamo arrivati a metà del cammino del nostro confronto. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa e ritorniamo tra poco.
Lunedì 27 maggio dalle 14.45 in diretta sulla Tenda TV, la maratona elettorale con tutti i risultati delle elezioni amministrative di Vittorio Veneto, minuto per minuto. Speciale La città che vorrei, la sfida. Alessandro De Bastiani, Marco Dus, Antonio Miatto, Valerio Petterle, Michele Toffoli. Chi sarà il nuovo sindaco della nostra città? Lo scopriremo lunedì 27 maggio dalle 14.45 con ospiti e collegamenti sulla Tenda TV. Rieccoci in studio alla città che vorrei, il confronto. Siamo sempre in diretta dagli studi della Tenda TV di Santi Pietro e Paolo, sono le 22 e qui in studio con noi abbiamo i candidati sindaco Marco Dus, Antonio Miatto, Alessandro De Bastiani e Michele Toffoli. Assente invece il candidato sindaco Valerio Petterle per motivi di lavoro. Nella prima parte della trasmissione abbiamo sentito le idee e le proposte dei candidati sui temi della cultura, del turismo, abbiamo parlato di commercio, di cosa accadrà a Serravalle una volta che sarà aperto il traforo di Sant'Augusta, di ambiente e di salute e poi le domande che sono arrivate da voi cittadini con al centro lo sport e i borghi senza acqua. Veniamo ora ad una nuova tematica, l'ottava domanda, che più che altro è un gioco. Abbiamo voluto chiedere ai 4 candidati sindaco qui stasera di portare questa sera un oggetto che li identifica o che li rappresenta o li lega in qualche modo a Vittorio Veneto. Partiamo da Michele Toffoli, il tempo è 1 minuto e gli chiediamo cosa ci ha portato e perché ha scelto questo oggetto. Bene, io ne ho portati 2, sto molto veloce, chiedo all'amico De Bastiani se mi tiene il microfono. Allora, il primo è questa maglietta gloriosa del Victoria Bike. Questa è la squadra che sono riuscito a fare assieme ad altri amici, una squadra agonistica che vanta campioni europei, campioni del mondo, un sacco di gente e che ancora mi onoro di dire che
fa agonismo. Questo per dire che cosa? Che abbiamo avuto un imprenditore illuminato, che è il signor Carnielli, che purtroppo adesso non c'è più, ci ha lasciato, il quale ha creduto in noi, ha creduto nel nostro progetto e ci associò addirittura alla squadra professionistica ZG Eurovelo. Questo mi piace ricordarlo perché è un po' la mia gioventù, ma soprattutto per quello che ho detto anche prima, cioè i nostri percorsi. E scusatemi, velocissimo, la tazza del Natale, questa ci tengo tantissimo perché questa è la riscossa di Vittorio Veneto. Grazie a tutti coloro che l'hanno acquistata. Passiamo, ok, grazie a Michele Toffoli e ora è la volta di Alessandro De Bastiani. Cosa ci ha portato e perché? È abbastanza naturale che io porti un libro, ho voluto portare un libro. Il mio legame con la città appunto passa anche attraverso, non è per fare pubblicità, è un libro e tra i tanti libri che la nostra casa editrice ha realizzato, ho portato questa biografia di Lorenzo da Ponte, di Giampaolo Zagonel, e non a caso perché dobbiamo considerare Lorenzo da Ponte come una nostra eccellenza vittoriese, praticamente il vittoriese più conosciuto, più famoso al mondo, che noi ancora non abbiamo valorizzato a sufficienza. Allora, come da Ponte, ripeto, abbiamo tanti altri gioielli a Vittorio Veneto che meritano di essere valorizzati e che ci possono appunto portare una attrattività in più alla nostra città. Antonio Miatto? Ecco, io ho portato un oggetto che mi lega a Vittorio. Avevo 26 anni quando ho cominciato a percorrere le strade di Vittorio Veneto e lavorare qua. Alla fine di una lunga giornata di lavoro, ormai era buio, finì in una famiglia che ricordo abitava in via Milesi, vicino, via Milesi 8, e si chiamava Secchi, di cognome quel signore, anziano, e che forse anziano non era, magari lo vedevo io anziano perché avevo solo 26 anni, e vedendomi arrivare col buio, col freddo, a rispondere alla sua chiamata, a un certo punto, non so, contento, gli scappò una lacrima, se ne andò e tornò con un regalo che adesso ci fa vedere. Che era una stella alpina. Una stella alpina per me, che venivano da una banale pianura, era una cosa importante. L'ho messa via. Ce la fa vedere? E mi è sempre piaciuto pensare che questo fosse uno degli elementi che mi convinse di venire ad abitare a Vittorio Veneto con questa gente. Marco Dus? Sì, l'oggetto che ho voluto portare è forse anche la causa, il motivo per cui io sono qui questa sera, e anche di molte altre attività che hanno contraddistinto la mia vita fino adesso, ed è il fazzolettone scout del gruppo Vittorio Veneto. Prima si è parlato di associazioni che operano in città, che lavorano nella città. Io sono particolarmente legato, soprattutto per i valori che racchiude questo fazzolettone, e per me è stata una delle esperienze più importanti della mia vita, e che porto ancora nel cuore, anche perché si dice appunto scout una volta, scout per sempre. E poi durante gli scout ho conosciuto anche mia moglie, per cui insomma c'è anche questo elemento, se volete, un po' romantico di questa vicenda. Gli scout operano in città, lavorano a contatto con migliaia di persone, operano su quei famosi sentieri di cui ho discusso prima e parlato prima, e ripeto, sono molto affezionato. Bene, non nascondiamo ai nostri telespettatori che quando abbiamo posto questa richiesta un po' i candidati sindaco erano preoccupati, però siete stati bravi, avete fatto il vostro compito per casa. Bene, allora adesso torniamo ai temi della città, dopo che abbiamo scoperto un po' un pezzo anche della vostra storia e del vostro vissuto. Nona domanda. Parliamo dell'ospedale di Vittorio Veneto. Il futuro dell'ospedale è finito al centro della campagna elettorale, tra timori e rassicurazioni, tra temuti ridimensionamenti e annunci di potenziamento dei servizi. L'estate è alle porte e per il terzo anno il punto nascite potrebbe essere nuovamente chiuso per alcuni mesi. Timori fondati oppure no? E quale impegno lei
se eletto sindaco, si prenderà per la città e per i vittoriesi sul tema dell'ospedale. Tempo per la risposta 1 minuto e mezzo. Partiamo da Alessandro De Bastiani. L'ho già detto prima, sarà una o la priorità per la nostra eventuale amministrazione. Io non sono un esperto nel settore, ma quando ho saputo che l'ospedale di Vittorio Veneto è l'unico ospedale in tutta la regione che non dispone di posti di terapia intensiva, sono rimasto basito e ho verificato e ho riscontrato che è vero. Quindi un ospedale senza una struttura del genere non può essere un ospedale. Nel 2002 questi 4 posti erano inseriti nelle schede regionali, non sono stati fatti. Nel 2015 erano stati tolti e è partita una petizione, devo dire trasversale, che ha raccolto nel giro di un mese 15.000 firme, sono state portate in regione e i posti sono stati ripristinati. Quest'anno erano stati tolti di nuovo, la gente si è allarmata e ha cominciato a protestare, e allora dopo abbiamo scoperto che era solo un refuso, un errore di stampa. Ma poiché non possiamo andare avanti con questo ritmo, no? Non può essere che ogni 5 anni questi posti vengano tolti o rimessi, è doveroso che la prossima amministrazione si batta duramente su questo argomento. Bene, ultima cosa, io mi sarei augurato che il Consiglio Comunale avesse portato all'ordine del giorno questo problema. Antonio Miatto. Il tema del nostro ospedale è un tema importantissimo, la salute è forse il bene primario che abbiamo, e anche le amministrazioni comunali sono chiamate a vigilare e attenzionare questo punto importante. Non c'è dubbio, io ricordo durante la mia esperienza amministrativa, vedevo con quale frequenza il mio sindaco Tony Darè frequentasse l'ospedale. Era noto in tutti gli ambienti interni e era sempre informatissimo su quello che succedeva, e quindi per tempo era in grado di muoversi quando avesse avuto una qualche paura che qualcosa non dovesse funzionare bene. Lo ricordano tutti quelli che dentro in ospedale anche oggi operano. Capisco che la riorganizzazione del nostro ospedale fa parte di una riorganizzazione dell'intera regione. Tutti gli ospedali sono stati modificati o per dotarli o per non dotarli di qualcosa, per dotare meglio l'ospedale vicino. Questo permette di avere maggiori specializzazioni e forse minori costi. Il tutto nel complesso è finalizzato a darci maggiori garanzie, maggiori qualità di cura. Cercheremo naturalmente di vigilare perché il nostro ospedale, che acquisirà particolari competenze, non abbia poi da perderne altre. Passiamo il microfono a Marco Dus. Sì, il tema dell'ospedale è un tema di cui ho sentito parlare fino dalla nascita, avendo 2 genitori che lavoravano, uno in radiologia e l'altro nell'ostetricia, appunto a rischio di chiusura, di cui si è parlato poc'anzi. Ma non solo, ne ho sempre sentito parlare perché anche a livello politico ho sostenuto prima la candidatura di Giuseppe Costa all'epoca, e all'interno della mia lista in questo momento ci sono esperti di organizzazioni ospedaliere. Quindi è un tema a noi sicuramente molto caro, però dobbiamo dirci anche con molta franchezza che è un tema le cui competenze sono esclusivamente regionali, e i sindaci hanno sicuramente la possibilità di poter incidere in maniera anche forte, promuovendo azioni come quella che è stata promossa alcuni anni fa, che avevo partecipato anch'io, di raccolta firme appunto per tutela e salvaguardia degli ospedali, ma soprattutto come occhio vigile. C'è da dire che qui la responsabilità della regione è una responsabilità a 360 gradi sulla quale tutti noi dovremmo fare pressione, indipendentemente dal colore politico, per tutelare un'eccellenza come quella dell'ospedale di Vittorio Veneto. Michele Toffoli, tocca a lei. Eccomi qua.
Faccio una battutina, è un po' come quella dell'acqua, tutti scoprono che l'ospedale è importante sempre a ridosso delle elezioni, in 5 anni probabilmente si poteva anche fare qualcos'altro, però questa è una battuta che mi sento di fare da civico, da lista civica. Quello che io voglio dire è che l'ospedale di Vittorio Veneto ovvio che è importante, chi non dice che l'ospedale di casa è importante, però dobbiamo fare un passo indietro. Il problema che soffre Vittorio Veneto, un po' anche soffre Conegliano, è solamente da una oculata, da una politica fatta male, da una politica campanilistica. Se voi pensate che siccome la parte più forte a livello politico era di Conegliano, siamo riusciti a potenziare un ospedale in centro città, dove fino all'altro giorno era impossibile arrivare con l'ambulanza in caso di grave urgenza, dove mi dicono, nonostante ci sia adesso un eliporto, siccome l'ULSS ha cambiato tipo di elicottero non può più atterrare lì sopra, dovrà tornare ad atterrare nel campo di Parè. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tante volte forse bisogna essere un po' più oculati, lasciare un po' indietro il campanilismo, e io avrei preferito fare, come si paventava tanti anni fa, un ospedale intermedio tra Conegliano e Vittorio Veneto, magari in un'area dove fosse stata accessibile per tutti quanti. È ovvio che, se vogliamo essere sinceri, Vittorio Veneto rispetto a Conegliano sarebbe stato quello da potenziare. Abbiamo una viabilità che è eccezionale. Arriviamo alla chiusura? Sì, mi gioco il jolly. Allora, l'ultimo. un attimo, siamo quindi 30 secondi per Michele Toffoli. Sì, voglio solamente dire che se volessimo essere obiettivi, Vittorio Veneto rispetto a Conegliano doveva essere potenziato Vittorio Veneto, perché c'era già il terreno pronto per ingrandire l'ospedale. Non è così, allora io invito gli amici che hanno rappresentanza in regione, che sono DUS e Miatto, che facciano veramente pressione, specialmente la Lega faccia pressione per queste cose qui, perché signori, queste sono solo volontà politiche e basta. Qualcun altro che vuole giocarsi il jolly o andiamo avanti? No. Andiamo avanti. 10ª domanda, Ceneda, viabilità e valorizzazione. Abbiamo parlato nella prima parte di Serravalle e ora per par condicio ci spostiamo a Ceneda, altrimenti i nostri telespettatori cenedesi cambiano canale. E vi chiediamo quali idee avete per il quartiere, dalla viabilità a Villa Papadopoli, dalla biblioteca civica alla piazza e altro ancora. Tempo per la risposta 1 minuto e mezzo. Partiamo da Antonio Miatto. Effettivamente su Ceneda si sono concentrate le nostre attenzioni nella stesura del programma e nella creazione di una visione nostra della città. Ceneda è la grande dimenticata, se vogliamo, Ceneda inteso come centro, dalle passate amministrazioni, e l'abbiamo vista decrescere in vitalità progressivamente. Credo che il primo problema di Ceneda sia legato alla viabilità. Per comodità noi per Ceneda non ci passiamo, ci dobbiamo andare, oppure non è che naturalmente i flussi di traffico siano veicolati in quella zona là. Da questo naturalmente si ha un calo di vitalità, un calo di interesse commerciale, un calo di interesse generale. E se non invertiamo questo fattore primario della viabilità, se non troveremo una soluzione, sarà difficile farla rinascere. Ceneda, io sono particolarmente legato a Ceneda dal punto di vista storico, col cuore. Io sono a Ceneda perché so quanto importante sia stata questa parte della città nei secoli, nel millennio o anche di più, e quindi vale la pena di metterci in mano. Abbiamo un insieme di azioni forti da fare su Ceneda, già pianificate, che la porteranno ad essere il polo culturale della città. Marco Dus? Sì, c'è sicuramente una questione legata alla viabilità, poi come dicevi tu Claudio giustamente c'è anche una questione legata ai poli attrattori del quartiere. Uno è
il museo e l'altro è sicuramente la biblioteca oltre al seminario. La biblioteca soffre molto del fatto che non è abbastanza capiente, soprattutto per gli studenti universitari che gravitano sulla biblioteca durante i weekend soprattutto, e in particolar modo durante i periodi degli esami, e credo che sarà sicuramente da intervenire per realizzare delle aule studio per questi studenti che possono quindi usufruire di spazi pubblici dove poter impiegare il loro tempo. Sul Parco Papadopoli sono stati fatti degli interventi che mai prima d'ora non sono stati messi in atto, sono state sistemate le mura e la ghiacciaia che vi invito a vedere, e sono stati fatti anche sono stati realizzati dei piccoli incontri sul Parco Papadopoli che recentemente, grazie a un gruppo anche lì, associazioni locali insieme a un gruppo di mamme, che hanno rivitalizzato il parco e quindi dato una nuova luce a tutta l'area. Credo che sia grazie a questi tipo di interventi che il quartiere può rinascere. Michele Toffoli, Ceneda. Beh, io sono cenedese, sono zenedese, si sente anche dalla pronuncia. Ceneda, come ogni volta, ogni tornata elettorale, è il problema che bisogna risolvere, e anche oggi ci ritroviamo nuovamente. Io 15 anni fa, da candidato sindaco, feci una campagna a favore di Ceneda. Non fui ascoltato, ovviamente, perché se non vinci non puoi attuare. È ovvio che per Ceneda il primo problema è la viabilità, e la viabilità inserita in tutta la viabilità cittadina, che è da rivedere. Ricordo che 20 anni fa venne istituita come provvisoria, venne detto, e dopo 20 anni è ancora provvisoria. Per quanto riguarda Ceneda, per fortuna non è stata realizzata quello che si voleva fare nella piazza, perché probabilmente per conto mio era stata progettata da uno che non sapeva neanche cosa fosse Ceneda, e avrebbe praticamente stravolto quello che è la piazza. E il Parco Papadopoli col Museo della Battaglia bisogna fare idee, manifestazioni. Il Parco Papadopoli non deve essere in balia dei vandali, bisogna fare come è stato fatto a Pasquetta, che è stata un'ottima iniziativa, brave le mamme che hanno fatto quella cosa lì, ma non deve essere una cosa a sé stante. Il Parco Papadopoli deve essere vissuto, e all'interno si devono mettere anche attività commerciali, a scapito anche di quello che dice la sovrintendenza, che ormai siamo stanchi della sovrintendenza. Villa Papadopoli, cosa dobbiamo aspettare? Che cada? Perché questa è la verità. Ha talmente tanti vincoli quel palazzo che non si può fare nulla. Ecco, quindi Ceneda ovviamente è tra le priorità. Alessandro De Bastiani. Sì, un minuto e mezzo per parlare di Ceneda è veramente un'impresa. Viabilità sicuramente è il problema principale. Quando è stata progettata quella nuova viabilità, da quel momento Ceneda ha cominciato a soffrire e continua a soffrire tutt'oggi, quindi sicuramente un problema da risolvere. La biblioteca civica non va spostata da Ceneda, come qualcuno si era messo in testa, chissà in modo del tutto autonomo. La biblioteca storicamente è situata a Ceneda, in un posto magnifico, invidiato da tutti, e ha gli spazi a poche decine di metri, la rotonda, dove può essere allargata e può appunto espandersi, e può diventare un posto, lo è già, un posto meraviglioso, lo può essere ancora di più. Ultima cosa, Parco Papadopoli, voglio ricordare modestamente che quell'intervento, quel finanziamento per il rifacimento dei muri a ghiacciaia, ci ho messo anch'io qualcosa, e soprattutto che il parco va chiuso di notte. È un intervento che può costare non più di 1.000 euro, perché basta mettere una rete e un cancello con un lucchetto. Io a suo tempo l'ho proposto, e a suo tempo mi è stato detto che era una cosa impossibile da fare, perché non ci sarebbe chi alla mattina lo apre e alla sera lo chiude. Voglio ricordare che una volta era così, veniva aperto la mattina e chiuso la sera. Passiamo al tema del lavoro e del sociale, domanda numero 11. Ancora tanti vittoriesi oggi faticano a trovare un'occupazione, e quotidiane sono le richieste di aiuto ai servizi sociali del comune. Cosa potrà fare il sindaco? Tempo della risposta 1 minuto. Partiamo da Marco Dus.
Sì, questo è un tema che coinvolge non solo la popolazione giovanile, ma quella di qualunque fascia d'età. È un tema sicuramente molto, molto ampio e molto delicato. Molti giovani, miei coetanei, non riescono a trovare l'occupazione che sognano in città e sono costretti ad andare all'estero. Credo che questo sia un tema che riguardi l'intero paese, non solo Vittorio Veneto. E c'è un tema però invece legato al sociale, sul quale sono molto legato, ad esempio quello legato alla violenza sulle donne, un'operazione che è stata messa in campo da questa ultima amministrazione è stata quella di istituire un centro antiviolenza e ahimè ho potuto constatare che i numeri sono veramente spaventosi. Quindi il problema sociale che pensiamo magari essere tenuto nascosto o quantomeno non così impellente in città, in realtà quando si vanno ad analizzare i dati ci si accorge che i numeri fanno veramente paura. Michele Toffoli? Ma cosa può fare un sindaco? Ben poco per conto mio, perché questo è un problema del sistema paese. Quindi il sindaco può mettere ovviamente l'attenzione e mettere in atto, se non altro, delle cose che possono aiutare a creare delle nuove attività commerciali. Questo penso che possa fare un sindaco, oltre ad avere ovviamente un occhio di riguardo per i propri cittadini, che mi sembra che è la cosa più ovvia. Io dico una cosa, il petrolio di Vittorio Veneto, e non mi stancherò di dirlo, è il turismo. Dal turismo possiamo creare posti di lavoro. Bisogna crederci e andare avanti a testa bassa. Attenzione che la nostra zona industriale è una bella zona industriale, ma c'è qualche scricchiolio. Non voglio essere, diciamo, un gufo, ma si sente parlare di ipermastilisa e speriamo che non sia vero le voci che si sentono, perché altrimenti, cari signori, il problema diventerebbe veramente importante. Passiamo il microfono ad Alessandro De Bastiani. Per quanto riguarda il sociale, mi limito a dire che dovrebbe essere e deve essere la principale preoccupazione di un'amministrazione quella di pensare alle fasce più deboli di qualsiasi razza, di qualsiasi religione, di qualsiasi colore. Per quanto riguarda il lavoro, direttamente non è che un'amministrazione possa creare posti di lavoro, però sicuramente può determinare e introdurre appunto degli incentivi per valorizzare la città e di conseguenza solo con una rinascita, con un rilancio della città rinasceranno posti di lavoro e occupazionali. Antonio Miatto? Per il sociale non possiamo che essere tutti d'accordo, il sociale va curato sempre di più, sempre meglio, dobbiamo anche considerare che una notevole fetta del bilancio comunale è già destinato a questa voce qua. Tutto è migliorabile e certamente bisognerà cercare di migliorare anche questo aspetto nonostante l'impegno che già c'è da sempre su questa voce. Per quel che riguarda i posti di lavoro, sì, sappiamo, non è compito del sindaco quello di creare posti di lavoro, però le precondizioni perché questi possano poi nascere naturalmente per questioni naturalmente economiche e vantaggi economici, il sindaco le deve perseguire. Zona industriale è una zona importante, importantissima, dislocata rispetto alla città ma collegata alla città. Io andrei in cerca di un interlocutore unico per la zona industriale che a tutt'oggi non mi sembra sia mai stato un appannaggio del sindaco il poter interloquire con una persona sola. Il turismo, l'abbiamo detto, con metodi innovativi, e per il commercio quell'esperimento di centro commerciale naturale. Passiamo ora a due domande che arrivano sempre via Facebook dai cittadini. Tra l'altro ci state seguendo davvero in tanti ora anche via Facebook in diretta. La domanda arriva da Roberto e il tema è quello delle famiglie e i giovani. Scrive: che provvedimenti volete intraprendere perché famiglie e giovani vengano a vivere in città? Tempo per la risposta, 1 minuto. Partiamo da Michele Toffoli. È quello che dicevo all'inizio. Vittorio Veneto deve fare uno spot che è una città bella dove ancora fortunatamente si vive bene e la qualità della vita, devo dire, è buona, direi alta, mi permetto di dire.
Compito di un'amministrazione è quello di favorire ovviamente l'insediamento di coppie giovani. E come lo può fare? Lo può fare probabilmente con cose che è un pezzo che non facciamo più, calmierando gli affitti o creando addirittura dell'edilizia popolare, perché ormai i prezzi, nonostante la crisi dell'edilizia, non sono calati come dovevano calare, e dovremo dare eventualmente degli incentivi a chi venga ad abitare a Vittorio Veneto, creando anche delle strutture, quindi penso agli asili, penso ai parchi gioco e penso a tante altre cose. Quindi adesso è un po' difficile dare in un minuto delle ricette. Io dico, dobbiamo l'attrattività. Vittorio Veneto è attrattiva di per sé perché è una città dove si vive bene, lo dicono tutti. Microfono ad Alessandro De Bastiani. Sì, è vero che nonostante appunto ci siano centinaia e centinaia di appartamenti, case sfitte, gli affitti continuano ad essere sostenuti. Noi pensiamo che un'amministrazione possa creare degli incentivi, soprattutto magari per le coppie giovani, per accompagnarli magari nei primi anni di insediamento in città, contribuendo magari in parte a una quota affitto o qualcosa del genere. Sicuramente importante sono i servizi tipo l'asilo. L'asilo va potenziato. Sappiamo che è nata una grossa polemica tempo fa, che c'era un tentativo, se non di privatizzazione, comunque di scollegare l'asilo nido dall'amministrazione comunale. Per fortuna questo progetto non è andato in porto e ci manteniamo appunto un'istituzione di cui siamo sempre stati orgogliosi. Antonio Miatto. Sì, a Vittorio Veneto si sta bene, lo sappiamo tutti, lo sanno anche tutti, solo che è per questioni economiche che molto spesso si ha il consolidamento delle giovani coppie in comuni limitrofi e non in città. Io credo che per poter cannibalizzare queste giovani coppie e trattenerle in città, dico cannibalizzare perché coppie in più a Vittorio vuol dire coppie in meno verso gli altri comuni, sia soltanto la leva fiscale e la leva economica. È soltanto su questo che ci si può basare, perché trovino la convenienza di fermarsi stabilmente in città. Ci proveremo, naturalmente. Marco Dus. Io credo che ci siano dei piccoli interventi che si possono mettere in pratica da subito. Io mi sono occupato ad esempio di uno che si sta realizzando in questo periodo, è la realizzazione di un nuovo parco giochi nel centro di Ceneda, visto appunto che prima abbiamo parlato di Ceneda, e credo sia un piccolo intervento che possa essere, un piccolo servizio che possa essere dato alle famiglie con dei figli e che quindi possano trovare uno spazio aggregativo utile per i loro figli appunto. Ma non solo, io ho fatto un'altra proposta che è quella legata all'utilizzo degli utili della Vittorio Veneto Servizi, delle farmacie, utili con i quali secondo me si possono acquistare dei kit che già sono in commercio presso le farmacie, implementare questi kit per le giovani madri che hanno appunto bisogno di prendersi cura dei propri figli. Credo che siano dei piccoli interventi su cui un'amministrazione locale può intervenire. 13ª domanda, parliamo di biblioteca. La domanda arriva da Roberto, che è un altro Roberto rispetto alla domanda precedente. Scrive: vorrei chiedere ai candidati sindaco se hanno preso in considerazione un ammodernamento della biblioteca civica che al momento risulta alloggiata in uno stabile che, seppur di pregio architettonico, è poco funzionale, sottodimensionato, in particolare per gli ambienti conferenziali, e la sala lettura e per certi versi anche poco rispondente alle attuali canoni di sicurezza. Tempo 1 minuto. De Bastiani. Ripeto quello che ho detto prima, la biblioteca può trovare un suo ampliamento naturale presso la rotonda che dista non più di 100 metri. Sicuramente a suo tempo, nel 68, quando è stata inaugurata, era una struttura di primo ordine, all'avanguardia. Adesso sconta appunto
gli anni d'età, ma vedo che comunque è una struttura che è molto usata, è molto apprezzata e quindi in quanto tale va incentivata e ingrandita. La mia idea è quella di trovare posto e allargarla presso la rotonda del Papadopoli. Miatto? Sì, la biblioteca nostra di Ceneda è ampiamente insufficiente, è datata, non sicura, insufficiente sotto tutti i punti di vista, anche della conservazione del patrimonio storico. È assolutamente insufficiente, bisogna trovare una soluzione, non sarà facile, ma noi abbiamo pensato che, punto primo, la biblioteca è a Ceneda e a Ceneda deve rimanere. Il discorso che facevo più ampio prima di Ceneda come punto focale della città per quel che riguarda il culturale, quindi la biblioteca secondo noi deve rimanere a Ceneda, occupando altri spazi perché l'attuale potrebbe rimanere con soltanto la quota parte storica, sedi di associazioni storiche che ce ne sono abbastanza in città e magari relegato solo a quella piccola voce là, ma la nuova biblioteca, mediateca come oggi si richiede, ha bisogno di altri spazi, sempre a Ceneda. Marco Dus? Sì, credo che sia da fare un distinguo, perché ovviamente il tempo passa e le esigenze anche di chi usufruisce le biblioteche sono diverse. Quello di cui si ha bisogno, secondo me, in città è, come ho già detto prima, di spazi chiamati appunto aule studio, dove i ragazzi che usufruiscono oggi la biblioteca e che in maniera civile invadono la biblioteca possano trovare uno spazio adeguato. L'altro giorno un amico mi diceva: finalmente è arrivato il wifi in biblioteca, sembra un miracolo, eppure è stata una delle esigenze, uno dei cavalli di battaglia sui quali ci siamo impegnati molto, ma sono queste le esigenze di cui ha bisogno chi usufruisce fondamentalmente della biblioteca: avere degli spazi luminosi adeguati appunto per lo studio anche di gruppo e dove ci sia un wifi, una rete wifi potente. Oltre a questo, naturalmente c'è bisogno della biblioteca. Michele Toffoli? Beh, mi fa piacere che tutti quanti siamo d'accordo che la biblioteca è di Ceneda e rimane a Ceneda. Direi che c'è da fare uno studio fatto bene, perché la biblioteca in effetti è anche inaccessibile, anche penso come barriere architettoniche, come sicurezza. Direi che potremmo, come primo antidoto e come primo, diciamo, rimedio, vedere di fare una convenzione col seminario vescovile, che è pieno di stanze vuote. Quindi potremmo anche inizialmente già dare un certo respiro. È ovvio che poi la biblioteca deve essere rivista. Ricordo che la rotonda una volta era un ospedale, c'era l'ortopedia lì, quindi di spazio ce n'è tanto anche alla rotonda. Quindi quella lì ovviamente deve essere rivisitata completamente, deve essere ovviamente fatta in maniera che possa corrispondere a quello che è un po' la modernità. A me piace girare il mondo, girare l'Europa, insomma vedo di quelle costruzioni moderne inserite nel classico che sono delle cose eccezionali. Non vedo perché non possiamo farlo anche noi. E ci chiede Antonio Miatto di giocare il jolly, quindi 30 secondi per lui. Sì, perché trovo un incongruente, un particolare, cioè mi diceva l'amico Marco che da poco è arrivato internet, connettività delle biblioteche, quando nel 2014 feci stendere io ben 6 chilometri di cavo ottico a 12 fibre ciascuno, un'enormità, verso Serravalle e verso Ceneda, e a Ceneda finiva proprio in biblioteca, con centro stella annesso già montato, dopo 5 anni mi pare. Mancano ancora 2 domande, qualcun altro che vuole questi ulteriori 30 secondi, altrimenti andiamo avanti. Sì, Michele Toffoli li ha già usati tutti. Non sprecati, scusate. Investiti. Esatto. Allora, 14ª domanda ci arriva dai genitori dei bambini che frequentano oggi l'asilo di San Giacomo di Veglie, quindi parliamo del vigneto sorto vicino all'asilo.
L'attuale amministrazione comunale ha proceduto secondo una linea ben precisa, scrivono i genitori, fatta di delibere di indirizzo, integrazioni al regolamento di polizia rurale, intercomunale, diffide e ordinanze, tutti atti non rispettati dalla proprietà. Quale sarà, una volta eletti, la vostra posizione sulle ordinanze e sulla vertenza legale aperta con la tenuta agricola San Martino, proprietaria del terreno e del vigneto? Come porterete avanti la questione? Tempo della risposta, 1 minuto. Partiamo da Antonio Miatto. I problemi diventano tali o diventano grossi quando non si affrontano da piccoli o quando non si intravedono prima come potenziali esiti. Come ti dicevo prima, il regolamento di polizia rurale nella sua quota parte chiamata stralcio sui fitofarmaci fu approvato molti anni fa. Fu difficile renderlo omogeneo per tutti i 15 comuni, ciascuno dei quali aveva le sue peculiarità. C'erano quelli addirittura, come diceva Michele, che usavano ancora l'elicottero, oggi non si fa più, grazie anche al regolamento e altre migliorie. Il regolamento aveva già individuato forme di protezione, aveva già individuato il fatto che c'erano dei luoghi particolarmente sensibili che dovevano essere trattati allora e che invece non furono poi trattati. Se si fossero trattati allora il problema oggi non ci sarebbe. È chiaro che adesso, instaurato questo contenzioso, bisognerà andare a dialogare. Marco Dus? Sì, naturalmente non posso che appoggiare gli interventi, anche perché li ho appoggiati fin dall'inizio, interventi che, ripeto, non sono interventi vessatori contro una categoria alla quale tra l'altro appartengo anch'io, ma sono degli interventi che vogliono salvaguardare una struttura delicata che è quella dell'asilo. Altri casi simili sono emersi in altre realtà cittadine, però con gli agricoltori locali si è riuscito a costruire un dialogo costruttivo e i problemi di questo tipo non sono sorti. Credo quindi che in questo caso sia utile che l'amministrazione faccia valere le ragioni dei genitori che vogliono tutelare l'interesse dei propri figli. Aggiungo inoltre che il PAT, che spesso viene utilizzato come arma, diciamo, salvifica, in realtà in questo caso avrebbe fatto acqua da tutte le parti. Michele Toffoli, tocca a lei. Sì, io penso che la cosa sia partita, come diceva anche Antonio Miatto, sia partita così un po' sotto gamba, come si dice, no? Ha ragione sicuramente quelli del vigneto, come ha ragione i genitori dell'asilo. Non penso che uno fosse andato a piantare, con i costi che ci sono, un vigneto dove non si poteva piantare. E nello stesso tempo probabilmente i genitori hanno ragione, pienamente ragione, di essere preoccupati di questo. Io dico che la soluzione è una sola, si chiama dialogo e buonsenso. Penso che con queste due cose potremmo far combaciare insieme il vigneto e anche l'asilo. Penso che insomma non è la prima volta, ecco, tutto lì. Nessuno, ripeto, fa un investimento per poi rimetterci o per fare un danno a qualcun altro, questo non lo posso credere. Compito dell'amministrazione è quello di evitare contenziosi, perché poi contenziosi vogliono dire spese legali, e di trovare un dialogo. Io penso che tra gente a posto una soluzione senz'altro si troverà. Infine Alessandro De Bastiani. Io dissento totalmente dall'ultimo intervento di Toffoli, perché i genitori sono preoccupati per la salute dei figli, l'imprenditore è preoccupato per il suo profitto. C'è una bella differenza in campo, io so da che parte stare. Detto questo, la questione è prettamente legale e tecnica, e quindi penso che sarà su quel livello che dovremo agire. Devo dire che è stato citato il regolamento di polizia rurale, che
probabilmente anche quello richiede dei ritocchi, nel senso che è stato fatto 10 o 10 anni fa. Ecco, pensiamo in questi ultimi 10 anni come si è sviluppato l'allevamento appunto della vite. Quindi a fronte di un regolamento che è rimasto fermo abbiamo avuto un'invasione, no, dei vigneti, che quindi probabilmente vanno ridimensionati. Okay. Bene, sono le 22:41, ultima domanda prima dell'appello al voto. Prima cosa da fare se eletto? Ci sarebbero tanti altri argomenti ovviamente da trattare, ma se lei diventerà sindaco, quale sarà il primo provvedimento che assumerà? Tempo 1 minuto e partiamo da Marco Dus. Ma come primo provvedimento naturalmente sarà quello di evitare l'aumento di tasse, perché bisogna parlarsi in maniera molto franca. Vittorio Veneto ha un problema enorme legato a un lascito delle amministrazioni leghiste passate, che è quello dei derivati che hanno creato un debito per il comune di Vittorio Veneto di milioni di euro, con i quali chiunque si troverà ad insediare a prendere il posto dell'attuale sindaco dovrà fare i conti. E quindi il mio impegno sarà quello innanzitutto di evitare che le tasse per i cittadini di Vittorio Veneto aumentino, però pur mantenendo un elevato livello di servizi. Servizi che non significa solo in termini appunto di servizi per i cittadini, ma anche e soprattutto di ascolto verso i cittadini e di dialogo costante con i cittadini. Toffoli? Il primo provvedimento per conto mio è quello di far sedere attorno a un tavolo tutte le organizzazioni produttive, le produzioni economiche, le associazioni, per individuare immediatamente una scaletta di priorità. È ovvio che chi viene eletto per governare poi ha la responsabilità di farlo, però è anche vero che per conto mio un giro di tavolo non fa mai male. Dopodiché, di conseguenza, per conto mio, una riorganizzazione della macchina comunale. La macchina comunale da troppi anni che è rimasta com'è. Io parlo di dirigenti, parlo di tante anche altre persone che sono sottovalutate e non sono sufficientemente rese partecipi della macchina, dell'aiuto. Sono tutte brave persone, tutte le amministrazioni che si sono succedute dicevano di riorganizzare la macchina comunale, in realtà abbiamo gente che ormai ha un suo fortino e nel quale si è arroccato lì dentro. Per conto mio questo non va bene. In qualsiasi azienda nessuno rimane lì per 20 anni. Alessandro De Bastiani, prima cosa da fare se eletto? È un po' discriminante, no? dover scegliere a fronte di un gran numero di problemi un provvedimento piuttosto che un altro. Comunque, se parliamo di provvedimento come in quanto delibera amministrativa, io riunirei il Consiglio Comunale e farei votare una delibera del Consiglio per la tutela dell'ospedale da inviare in Regione per esprimere la volontà appunto della città della salvaguardia di questa istituzione. Antonio Miatto? La primissima, anch'io sono dell'avviso che bisogna ripristinare la funzionalità della nostra amministrazione comunale, di uomini, di organizzazione e di strutturazione legale, intendo PAT, regolamento edilizio comunale. Tutte queste cose vanno riformate immediatamente. Relativamente al discorso debiti è ora di dire anche la verità ai cittadini. L'ultima amministrazione di sinistra della Libera lasciò 18.700.000 euro, autorizzati in euro, di debito, che costavano 2.700.000 euro all'anno di interessi e capitale. Le amministrazioni leghiste, le 3 amministrazioni leghiste, hanno lasciato un monte di debito più piccolo, attorno ai 17 milioni, che costerà al massimo 2,5 milioni nel peggiore degli anni che ci attendono. Si può rimodulare il tutto e rendere la cosa agevole. Questo ci ha permesso di fare 60 milioni di investimenti, però.
Bene, se... Posso- Sì? posso- Infatti volevo dirvi, siamo per l'appello al voto, quindi poi se c'è qualcuno che vuole giocarsi il Sì, jolly, no. ora o mai più. Su- Quindi 30 secondi per De Bastiani. Praticamente sul debito, ritorniamo sul discorso derivati, su questo vorrei precisare una cosa. Noi quando facciamo un mutuo, no, per la casa, per l'automobile, per qualsiasi cosa, andiamo in banca, riceviamo i soldi e il mese dopo cominciamo a pagare le rate previste. Qui con i derivati è stata fatta un'operazione secondo me non corretta, cioè uno ha fatto un debito di 12 milioni di euro e l'ha passato a chi veniva 12 anni dopo. Chiudiamo. È come il papà che va col bambino in gelateria, prende 2 gelati e poi gli dice al gelatiere lo paga lui quando diventa grande. Sì, allora altri 30 secondi a Miatto. Non è esattamente così, semplicemente quel mutuo che tu chiami derivati, perché tecnicamente si chiama così, fu un mutuo che servì a chiudere 151 mutui precedenti e sostituirli, spostando l'interesse verso la fine. L'interesse è rimasto della stessa natura e inferiore, perché del 4,5% invece che dell'8%. Meravigliosa operazione, che si fa passare come negativa, ma è stata una meravigliosa operazione. Il tema sta solleticando un po' tutti, quindi 30 secondi anche per Marco Dus. Sì, mi permetto proprio di dissentire completamente dalla meravigliosa operazione, nel senso che noi, faccio solo presente a chi ci segue da casa, che al 31/12/2019 dovremo staccare un assegno di 869.000 euro a Banca Intesa per un'operazione appunto di soli interessi che stiamo pagando dal 2016 e pagheremo fino al 2024. Quindi in un certo senso credo che ci abbiano rubato il futuro. Ok, allora siamo arrivati alla fine, all'ultima domanda che è l'appello al voto. Partiamo da Michele Toffoli. Perché i cittadini dovrebbero scegliere lei come futuro sindaco della città di Vittorio Veneto? Tempo per la risposta, 1 minuto. Beh, dovrebbero servire perché in tutti questi anni i cittadini hanno provato varie amministrazioni di vari colori, destra, sinistra. Adesso diano in mano la città a dei cittadini che effettivamente amano la città, che hanno cercato di dare degli esempi non da poco tempo fa, per fare qualcosa per rivitalizzare la città. In più io dico una cosa molto semplice, all'interno della mia lista ci sono dei giovani che vedo che ha un po' solleticato tutti quanti, ma sono veramente dei giovani, una lista di giovani, perché i giovani sono il futuro di questa città e quindi è giusto che incomincino a prendere atto di quello che sarà il governo della prossima città. E nella mia lista ci sono tutti gente, imprenditori, gente che lavora, gente che diciamo si suda quello che è il salario, non sono diciamo dipendenti pubblici, no, senza denigrare i dipendenti pubblici, sia chiaro, però faccio per dire è gente che sa che cosa vuol dire, perché spesso non si sa che cosa vuol dire. Quindi dico questo, dateci Chiudiamo. fiducia, casomai fra 5 anni ci mandate a casa di nuovo. Alessandro De Bastiani. Beh, io intanto l'appello non lo faccio per la mia persona e per la mia candidatura personale, ma per il gruppo che rappresento, che è fatto di cittadini che non si riconoscono nei partiti istituzionali e che comunque vogliono spendersi per la città e appunto vogliono lavorare per i cittadini di Vittorio Veneto e che quindi hanno come priorità non gli interessi di questo o l'altro partito, ma esclusivamente gli interessi dei vittoriesi. Antonio Miatto. Perché votare noi? Beh, diciamo che il voto si basa sulla fiducia e quindi è quasi una promessa che si fa ai cittadini. Io come candidato sindaco avrò una figura garante su quello che è il mio gruppo che attualmente mi appoggia su queste elezioni. Posso garantire massimo ascolto dei cittadini, massima attenzione alle esigenze, massima presenza oraria estesa a tutto il giorno, come sono sempre abituato a fare quando mi impegno nel mio lavoro, nelle mie cose, sono a disposizione di tutti. Su questa fiducia chiedo la fiducia dei cittadini, noi ce la metteremo tutta.
abbiamo dalla nostra l'impostazione del nostro programma che vuole rivangare e rivedere un po' ogni voce alla luce della modernità, alla luce del cambiamento. Poi tutta la volontà dei cittadini. Passiamo a Marco Dus. Sì, noi abbiamo come gruppo non solo un programma amministrativo, ma condividiamo dei valori molto forti che crediamo che debbano essere rivendicati in questo tempo dove si sposta l'asticella sempre più in là. E questo mi fa piacere ricordarlo perché, ripeto, al di là poi delle questioni sulle quali magari si può dissentire, appunto di un marciapiede più alto o più basso, di un albero da tagliare oppure no, credo che avere alla base un sistema valoriale sia una componente importante. Poi permettetemi una battuta, tutti avete sentito parlare di giovani qui, i giovani sono importanti, i giovani sono da valorizzare, però poi alla fine i giovani spesso vengono utilizzati come un totem e da eleggere, però mai da mandare avanti. Il gruppo che mi sostiene ha fatto una scelta di coraggio, una scelta di prospettiva nel candidare una figura che sicuramente non ha l'esperienza dei miei competitor, però è una figura giovane. Grazie, abbiamo terminato, grazie ai nostri candidati sindaco qui presenti stasera, Michele Toffoli, Alessandro De Bastiani, Antonio Miatto e Marco Dus, mentre ricordiamo Valerio Petterle non ha partecipato per motivi di lavoro. Speriamo, cari telespettatori, che questa serata vi sia servita anche per farvi un'ulteriore idea sui candidati, sulle loro proposte e idee per la città in vista dell'appuntamento elettorale del 26 maggio. Un grazie naturalmente a tutto lo staff della Tenda TV che questa sera ha reso possibile la diretta, partendo da Federico Campodall'Orto che ha curato anche la regia, alle telecamere Francesca Stori e Alessio Denardi, e un grazie anche a Leonardo Segat che ha curato la parte tecnica dei timer. Vi anticipo quelli che saranno i prossimi appuntamenti sulla nostra emittente. Martedì prossimo, 14 maggio alle 20:30, trasmetteremo in diretta dall'Aula Magna del Seminario Vescovile il confronto fra i candidati sindaco organizzato dal Quindicinale in collaborazione con CNA e Confartigianato Vittorio Veneto. Come questa sera lo potrete seguire sia sul canale 112 della vostra TV, sia in streaming sul sito www.latendatv.it. E naturalmente la Tenda TV seguirà lunedì 27 maggio a partire dalle 15 lo spoglio, i risultati dell'appuntamento elettorale, quindi sintonizzatevi sulla Tenda TV, avremo ospiti e naturalmente i dati in tempo reale, commentandoli con gli ospiti e con dei collegamenti. E in chiusura approfitto di questo canale perché in tanti mi avete chiesto se sono candidata alle comunali. Ebbene no, perché la Claudia Borsoi che c'è in una lista è solo una mia omonima, quindi non sono io. Con questo è tutto, come tutte le altre puntate le potete rivedere anche questa su www.latendatv.it. Sono le 22:54, termina qui la nostra diretta per il confronto, grazie e buonanotte.